Petro. Grandi navi e Mose al centro di un vertice che vedrà impegnati a Roma il ministro Toninelli e il governatore Zaia, un incontro che non avveniva da tempo. All'Arsenale di Venezia si è aperto il Salone della Nautica, a tagliare il nastro la Presidente del Senato Casellati, inevitabile i riferimenti al dibattito sul futuro delle grandi navi. Nuova aggressione a Mestre a bordo di un autobus a CTV, il sindacato chiede misure specifiche per la sicurezza dei dipendenti. I commercianti di Mestre sono chiamati ad una sfida per rilanciare le loro attività e riaprire le serrande dei negozi chiusi che sono ancora troppi. Prima prova della nuova maturità, qualche perplessità tra gli studenti sulle modalità, ma le tracce dicono erano tutte fattibili. Un altro problema in quartiere Pertini a Mestre: in 3 giorni i residenti si sono ritrovati una nuova antenna e hanno intenzione di presentare un esposto. Altra prova di solidità dell'Umana Reyer, che ha battuto Sassari portandosi sul vantaggio di 3-2 e scatenando le ire del coach avversario Pozzecco. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito, grandi navi e Mose al centro di un vertice che vedrà impegnati a Roma il ministro Toninelli e il governatore Luca Zaia. Secondo il presidente della regione la priorità è togliere i passaggi della crocieristica in bacino, San Marco e nel canale della Giudecca. Sentiamo. L'appuntamento è per le 11 al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. All'ordine del giorno c'è il Mose, ma il dibattito e le polemiche che dal disastro sfiorato il 2 giugno nel canale della Giudecca rimbalzano senza sosta da Roma a Venezia sono tali da avere preso spazio persino ad un'opera costosa e travagliata come quella che dovrà difendere Venezia dalle alte maree. Parleremo di problemi reali. Guardi, io non cerco la rissa con nessuno, però di certo non ho gradito il fatto che si sia detto che io non vado alle riunioni, quando di riunioni sulle grandi navi ne è stata fatta in un anno una sola, una di natura tecnica, alla quale ho mandato i tecnici, quindi ho mandato il mio assessore De Berti, ed è stata una riunione che si è tenuta il 19 febbraio del 2019. Un incontro che tra l'altro l'assessore Elisa De Berti aveva descritto in un comunicato in termini poco lusinghieri nei confronti del ministro Toninelli. Al Ministero sarà necessario accantonare le tensioni accumulate in queste settimane. Resta fermo per noi il tema del comitatone, di quello che è stato fatto a novembre 2017 con il suo predecessore, il ministro Del Rio. E dopodiché cercheremo di capire, guardi, non ne faccio una questione di vita o di morte. Certo è che le grandi navi, si dice da anni ormai che debbano uscire dal canale del Giudecca e dal bacino San Marco. Io sono assolutamente d'accordo, l'unica soluzione rapida è quella di utilizzare una viabilità acquea che è distante da Venezia, che è utilizzata da sempre dalle petroliere che vanno a Marghera, e quindi si può utilizzare la stessa viabilità portando le grandi navi a Marghera. Su Marghera però, secondo il ministro Toninelli, che col Movimento 5 Stelle punta alla deviazione della crocieristica a Chioggia, non ci sono neanche studi approfonditi, un tema che è stato recente motivo di polemica col suo predecessore Del Rio, che parla invece di centinaia di pagine già pronte e solo da leggere. Intanto a Venezia le grandi navi continuano a passare, compresa la opera MSC che, riparato lo scavo, è già tornata davanti a Piazza San Marco. Chi ancora non naviga è il battello fluviale turistico River Countess, travolto dall'incontro con le 65.000 tonnellate che gli sono piombate addosso al terminal di San Basilio, e arrivato al porto di Trieste per riparazioni. Rispetto alla nave da crociera, per la Contessa del Fiume evidentemente ci vorrà un po' più di tempo. All'Arsenale di Venezia si è aperto il Salone della Nautica, a tagliare il nastro alla Presidente del Senato Casellati, inevitabili riferimenti al dibattito sul futuro delle grandi navi in laguna. Le frecce tricolori solcano il cielo sopra Venezia a salutare quello che è stato definito il ritorno a casa dell'arte navale. Ma al di là dell'inaugurazione di un salone nautico che ha un evidente respiro internazionale, da qualche settimana non è più possibile pronunciare nella stessa frase le parole navi e Venezia senza innescare il dibattito sul futuro del pesante impatto croceristico in una città così delicata.
Io penso che con un po' di buona volontà tutte le polemiche possono essere sopite. L'importante è riuscire ad avere in mente quello che è l'interesse di Venezia, dell'Italia e del mondo, perché Venezia è un patrimonio universale, quindi è necessario che ci sieda intorno a un tavolo e si ragioni su questa meravigliosa città, unica al mondo, è un nostro vanto. Dal 1100 e per 7 secoli migliaia di persone hanno lavorato in questi 48 ettari all'estremità orientale di Venezia. L'Arsenale era il cuore dell'industria navale della Serenissima. Fasti impossibili da rinverdire, ma un'iniziativa come questa è considerata un'opportunità per rilanciare il comparto. Il Salone Nautico che oggi si inaugura è una nuova straordinaria occasione di sviluppo economico e anche di carattere culturale. Perché ci sono imbarcazioni di grande originalità e qualità che si pongono in una linea tra innovazione e tradizione, perché questo significa nuovi posti di lavoro, perché questo ancora significa un'attrazione incredibile dal punto di vista turistico e a livello internazionale. Un pensiero pienamente condiviso dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che non ha risparmiato frecciate al governo, al motto di un principio fondamentale del diritto, pacta servanda sunt, i patti devono essere osservati. Non vogliamo morire di turismo, dobbiamo sviluppare le fabbriche. Con il governo precedente, insieme alla regione e tutte le altre autorità cittadine, avevamo un accordo che erano già stati finanziati parecchie centinaia di milioni per bonificare Porto Marghera, per finire i marginamenti e per bonificarli. Ed ora andiamo a vedere nel dettaglio con quali numeri e con quale spirito si è aperto il Salone Nautico dell'Arsenale. 120 espositori in un bacino acqueo da 50.000 metri quadrati e in altri 6.000 metri quadri di padiglioni. Grandi imprese cantieristiche, anche con anteprime mondiali, ed enti istituzionali. E soprattutto a Venezia, in un luogo fortemente evocativo e dal significato storico come l'Arsenale, per centinaia d'anni cuore pulsante dell'industria navale della Serenissima. Non a caso si è scelto lo slogan «L'arte navale torna a casa», a simboleggiare quell'intreccio tra passato, presente e futuro di un comparto al quale anche attraverso questa kermesse si vuole offrire un trampolino di rilancio. Il nuovo Salone Nautico di Venezia ha aperto infatti anche con la scommessa di un rilancio dell'Adriatico come mercato per la cantieristica e la marina di diporto. Le navi fanno parte anche della tradizione storica di questa città, dietro le navi c'è lavoro, ci sono artigiani, c'è tutto un indotto e un'industria che va valorizzata. Che futuro c'è per questa iniziativa? Ma io penso di sicuro sarà un'iniziativa di grande successo e noi ci auguriamo di portarla avanti anche per i prossimi anni. È una bellissima occasione, una grande opportunità per il rilancio anche di questo settore. Al Salone Nautico si va dalle piccole barche a quelle più lussuose, si va dai 15 ai 50 metri di imbarcazione. Sono presenti anche espositori dell'indotto e dell'accessoristica della nautica. Il salone, che proseguirà fino al 23 giugno, si svolge per metà dentro la base navale della Marina Militare, che ospita la sede dell'Istituto di Studi Militari Marittimi e del principale comando della Forza Armata nella città lagunare. Siamo alla cronaca, nuova aggressione a Mestre a bordo di un autobus ACTV, il sindacato chiede misure specifiche. Domenica pomeriggio la polizia ha arrestato un 35enne tunisino che aveva dato in escandescenze a bordo di un autobus ACTV, scagliandosi contro due dipendenti, un uomo e una donna, nei pressi di via Colombo a Mestre. Preoccupato il sindacato che da tempo chiede maggiori tutele. Quello che fa più rabbia è il fatto che queste cose non succedono più sui quartieri più recriminati come zone calde, che possono essere stazione di Mestre o via Piave, ma questo episodio di questa caduta stiamo parlando di un giorno festivo, domenica qualsiasi, alle ore 17 circa a Mestre Centro, zona Piazzale Cialdini, via Colombo, per cui è una zona che è interessata dal passaggio di famiglie, bambini, ragazzini, di tutto e di più. E alle 5 del pomeriggio ci lascia abbastanza perplessi che avvenga tutto ciò senza l'intervento di nessuno, se non esplicito
intervento telefonico su richiesta dell'operatore. Quando la polizia è giunta sul posto, il 35enne era visibilmente alterato. Si è tolto la maglietta e ha insultato gli agenti, poi si è avventato su uno di loro colpendolo al volto. Con fatica sono riusciti ad ammanettarlo, ma nel frattempo un altro agente è stato colpito nella zona cervicale. Il 35enne ha continuato ad essere violento anche nell'auto della polizia e poi negli uffici della questura, tanto che i poliziotti hanno utilizzato lo spray urticante nel tentativo di calmarlo. Intanto, visto che perdeva sangue da una mano, è stato fatto intervenire il 118, così i sanitari hanno portato il tunisino al pronto soccorso e durante il tragitto ha colpito anche uno di loro all'occhio. All'ospedale è stato sedato. Dagli accertamenti è risultato che aveva un tasso alcolemico elevato e aveva assunto della cocaina. Al termine delle operazioni è stato dunque arrestato per tentata rapina, lesioni, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa della direttissima di lunedì, dove è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione e 440 euro di multa pena sospesa con conseguente scarcerazione e divieto di dimora nella regione Veneto. Mentre il sindacato dei dipendenti a CTV lancia una proposta. Chiediamo che per garantire i fini di sicurezza, visto che nella saletta nostra di Fray Cialdini è abbastanza ampia e generosa di metrature, venga immesso anche un piccolo controllo comando della polizia locale, che male non ci farebbe per tutti. Il sindaco di Padova ha concesso l'iscrizione all'anagrafe ad un richiedente asilo che lavora a Venezia e che è ancora in attesa dello status di rifugiato. Ha fatto ricorso, scadeva il giorno 17, ho preso la decisione di far sì che il comune non abbia danni, no io, il comune, l'amministrazione comunale. Questa è una decisione che ho preso, tranquilla e serena. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha iscritto all'anagrafe un richiedente asilo che ha fatto ricorso per avere lo status di rifugiato, ricorso che scadeva il 17 giugno. Si tratta di un 29enne fuggito dalla Costa d'Avorio che vive a Padova e che lavora in un hotel di Venezia. Con questa decisione Giordani avrebbe però di fatto violato quanto previsto dal decreto sicurezza di Salvini. Io vado alla sicurezza. Sapere sicurezza vuol dire anche sapere dove sono, cosa fanno. E la salute pubblica, altra cosa ancora. Per cui sapere dove sono, cosa fanno e come stanno. Non vedo nessun problema. Giordani ha spiegato di aver preso la decisione, la prima del genere in Veneto, per tutelare il comune rispetto alle ripercussioni giudiziarie, come è accaduto a Bologna e Firenze, dove i tribunali hanno accolto i ricorsi di alcuni richiedenti asilo. Ha chiesto un parere pro veritate all'ufficio legale del comune, non ha scaricato, dice, la responsabilità sui funzionari di Palazzo Moroni ed è pronto a fare un passo indietro se la norma sarà chiarita. E quando sarà fatta chiarezza, io faccio un passo indietro. Vi ricordo che stiamo parlando di 3, 4 persone, 5 forse. Qualche altra città molto grossa ne ha 6, 7, 10, per cui stiamo parlando di poche persone. Rispetto totale alle istituzioni. Se fa una normativa chiara, io mi devo fare una normativa chiara, faccio un passo indietro e tolgo quello che ho fatto. Non c'è problema, però deve essere chiara. Quanto alle polemiche politiche che si sono subito infiammate, Giordani risponde a chi lo accusa di aver voluto fare un favore all'ala più di sinistra della sua maggioranza. No, io non faccio ideologia, non faccio attacchi alla Lega, non faccio attacchi a nessuno, io sono per fare le cose serie, tranquille. Mi prendo le mie responsabilità. Non sto facendo, per quello non l'ho data ai funzionari, potevo girarmi dall'altra parte, non lo faccio, io non cerco consensi, io faccio le cose che ritengo siano giuste. Intanto la prefettura ha chiesto gli atti e ogni altra informazione sull'iscrizione all'anagrafe per verificare la corretta applicazione del decreto sicurezza. I commercianti di Mestre sono chiamati ad una sfida per rilanciare le loro attività e riaprire le serrande dei negozi chiusi, che sono sempre moltissimi, però bisogna sapersi mettere in gioco. Sono sempre schiacciati da una crisi che non accenna a diminuire e per guardare al futuro devono continuamente mettersi in gioco. I commercianti mestrini abbassano le serrande, i negozi rimangono sfitti e vuoti con il pericolo che il degrado si impadronisca di quei luoghi, ma guardare al domani è d'obbligo. Gli imprenditori sono chiamati a raccogliere una sfida che potrebbe durare anni e a fare uno sforzo per adeguarsi ai tempi. Il commercio interno sta vivendo una fase di difficoltà dovuto appunto alla stagnazione, se non alla recessione della domanda. Bisogna rilanciare le nostre città
il commercio deve sapersi innovare, perché l'innovazione è fondamentale anche nel commercio e nei servizi che gli operatori devono dare. A Mestre la situazione non è diversa da molte città e altri comuni più piccoli del Veneto. L'importante è mettersi in gioco, combattere il degrado prodotto dalla chiusura dei negozi, rilanciare il ruolo delle città e stimolare gli imprenditori perché rioccupino gli spazi sfitti e facciano innovazione. A Mestre, come in quasi tutti i comuni, anche quelli minori, vedono sempre più una presenza di negozi sfitti. Queste sono delle ferite che determinano una perdita di competitività di quel territorio. Quanto al ruolo giocato dai centri commerciali, ci sono delle responsabilità che non possono essere ignorate, secondo la Confesercenti, anche se è tutto il sistema del commercio che va riordinato. I centri commerciali hanno avuto una responsabilità straordinaria sulla perdita di competitività del ruolo delle città più in generale, oltre che delle ricadute che si sono provocate nel commercio. Cioè, se noi dovessimo fare un bilancio a distanza ormai di molti anni, dovremmo dire che è un bilancio molto negativo degli effetti che i centri commerciali hanno prodotto sul sistema delle città. Siamo allo Dico ad Antenna, un altro problema in quartiere Pertini a Mestre, i residenti presentano un esposto, sentiamo di che cosa si tratta. Qualche giorno fa, senza che nessuno sapesse niente, è cresciuto un'antenna di queste dimensioni. È un'antenna, un ripetitore che è vicino a un altro ripetitore a distanza di una decina di metri. Ma siccome in quartiere ne abbiamo ancora altre 4-5 di questi ripetitori, e certamente non fanno bene alla salute, la gente si preoccupa. Allora ci chiediamo, chi ha dato sta autorizzazione? Primo. Secondo, avete informato la gente del quartiere? Perché tutto sommato c'è gente che ci abita su questo quartiere. I residenti di quartiere Pertini sono preoccupati per la presenza di una nuova antenna nella loro zona, anche se in terreno privato, e chiedono spiegazioni. Qui c'è un vivaio di piante, sono state tolte le piante, è stato inserito quel po' di ripetitore che ho alle spalle. Ne abbiamo anche degli altri e vorremmo in qualche maniera che ci spiegassero intanto se questi comportano danni alla salute. Per questo non hanno intenzione di lasciar perdere. Sono pressato dalla gente al punto tale che dovrò in qualche maniera fare un esposto e poi sarà il giudice a verificare se ci sono anche condizioni corrette di installazione di questa antenna. Se lasciamo perdere sta cosa qua, ognuno è autorizzato a venire e fare quel cavolo che vuole. Ripeto, qui c'è della gente che ci abita e allora dobbiamo sentire anche chi ci abita prima di creare condizioni anche di pericolo. Ci sono dei bambini, qui a 2 passi abbiamo una scuola, più avanti abbiamo un asilo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Siamo alla prima prova della nuova maturità. Siamo stati al liceo Franchetti di Mestre a chiedere agli studenti com'è andata. Tipologia A, B e C. Partenza alle 8:30, 6 ore a disposizione. Questa mattina oltre 500.000 studenti si sono cimentati nella prima prova. Maturità al via, oggi la prima prova, una maturità completamente rinnovata che ha lasciato gli studenti un po' perplessi. È stata un po' un'ansia, un po' sapere quasi all'ultimo tutto, però speriamo bene. Bisogna vedere la seconda prova di domani più che altro, perché è quello secondo me il banco di prova più che altro, perché alla fine per il tema non è cambiato così tanto. L'orale mi mette un po' in ansia, nel senso che è quello ancora un po' più da definire, insomma, che è completamente nuovo e non si sa esattamente cosa consisterà. Ungheretti Staiano Sciascia per il tema di attualità, proposta la riflessione sulle figure del generale Dalla Chiesa, martire di Stato, e di Gino Bartali, correlato all'utilità dello sport nella società. Io mi sono concentrato un po' sugli esempi degli sportivi famosi che hanno fatto e fanno comunque la differenza
nella società ho menzionato LeBron James e Bruno Cerella, sempre della Reyer, e anche Candreva avevo menzionato perché ha pagato la mensa a una bambina, perciò anche a lui mi sembrava appropriato. Bruno Cerella, insomma la Reyer ormai come in questo momento poteva essere opportuna. Sì, anche perché sono abbonato alla Reyer da un po' di anni e perciò mi sembrava giusto inserire anche lui, ecco. E cosa hai detto di Cerella? Ho menzionato la sua attività benefica, quella Slums Dunk, che si occupa dei bambini poveri in Africa e perciò della differenza che fa nei paesi poveri. Ho scelto appunto di parlare di mafia sia perché come il mio compagno mi sono sentita in dovere di dare la mia opinione e di anche poter avere una conoscenza critica per appunto valutare questo tema che purtroppo è attualissimo, e si parlava di mafia e di omertà e quindi era importante discuterne. Archiviata la prima prova, ora si pensa alla seconda. Siamo allo sport, altra grande prova di solidità per l'Umana Reyer, che al Tagliercio ha battuto Sassari portandosi sul vantaggio di 3-2 e scatenando le ire del coach avversario Gianmarco Pozzecco. Conducendo il gioco per 40 minuti e respingendo i tentativi di rientro di Sassari, gli Orogranata si sono aggiudicati per 78-65 gara 5 della serie di finale scudetto, nonostante un avversario combattivo e sempre col fiato sul collo, ma con qualche sbavatura di troppo in fase di attacco. E ora l'Umana Reyer è a 3 vittorie su 2. Era una vittoria importante perché ci porta avanti in questa serie, importante perché ci manca una vittoria, ma soprattutto ci garantisce un'ipotetica gara 7, però ci manca una vittoria sola che andremo a provare a prendere a Sassari, sapendo che naturalmente sarà difficilissimo, che Sassari, da grande squadra qual è, come ha dimostrato stasera, venderà carissima la pelle, come è giusto che sia. Noi cercheremo di fare la nostra partita, ma stasera era importantissimo anche a livello psicologico portarla via, perché ripeto, credo che, come avevamo detto, la serie è lunga, sono due squadre, belle squadre che giocano la pallacanestro intensa, però credo che stasera abbiamo giocato veramente una partita mentalmente molto solida, molto solida. In un palasport Tagliercio carico di tifosi, ma anche di caldo, aspetto che ha fatto scatenare l'ira di coach Pozzecco, non nuovo a sfoghi sul Generis. Giochiamo in un catino, bello. E cosa faccio? Prima mi lamento. Però non rompeteci coglioni. Stiamo zitti tutti. Non mi sono lamentato. Qua dentro non si può giocare a pallacanestro. Una finale non si può giocare a pallacanestro. Sapete che perché tiriamo più di rivali? Perché sono 4 mesi che andiamo sempre in aria. 4 mesi. 4 mesi che andiamo sempre in aria. Heinz ha tirato 14 tiri a 3 punti, noi tutti insieme 17. Allora lasciatemi in pace. Lasciatemi in pace. E vi dico, l'unica cosa che mi dispiace, non me ne frega un cazzo di vincere o perdere lo scudetto, non me ne frega niente. Mi dispiace di fare 64 una sconfitta perché non voglio che ci sia uno di voi che si permette di scrivere che io sono impezzato per la partita. Non mi frega cazzo, volete che dica? L'unica cosa che adesso andare in spogliatoio da Stefano Gentile che è disteso con una coscia così, devo farlo io. Ditemi voi cosa devo fare. Devo cambiare il mio modo di essere? Devo cambiarlo? Devo piangere? Devo piangere anch'io? No. Andatevene a fanculo. Quelli che piangono se ne vanno a fanculo, tutti. Siamo arrivati al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospite in studio Tommaso Ebart, direttore di Bloomberg Milano, trevigiano, autore del libro Sergio Marchionne, ed è tutto. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone rimane ben saldo sulle nostre regioni, la giornata di giovedì 20 giugno dunque ci regalerà ancora il bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà ampiamente soleggiato dappertutto, il cielo sarà sereno al massimo velato su tutte le province. Al pomeriggio però sarà possibile qualche veloce temporale sui monti bellunesi. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi con punte di 34 gradi sul Rodigino. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una giornata soleggiata dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.
Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 27 e 30 gradi. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, dove ci sarà il bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, ma dalle ore pomeridiane non si esclude qualche piovasco sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra i 31 e i 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.